È stata una mattinata interamente dedicata a chi soffre di diabete, quella di sabato 16 novembre a Badia Polesine. Presso la sala riunioni Sofiantini dell'Abbazia Vangadizza, il Lions Club Badia Adige Po, con il patrocinio dell'assessorato delle politiche sociali del comune di Badia Polesine, la provincia di Rovigo, l'associazione medici diabetologici e l'associazione diabetici, ha infatti organizzato un convegno sull'autocontrollo del diabete. Il Lions Club quest'anno ha voluto fare una giornata speciale per questa grave calamità che sta affliggendo ormai il mondo intero. Cerchiamo di dare un contributo per sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica per un miglioramento delle condizioni di salute e un miglioramento delle condizioni sociali. All'evento è stato presente anche il governatore del Veneto del Lions, Chiara Brigo. Alle Lions a livello nazionale abbiamo un'associazione che è appunto Lions per il diabete, che è stata fondata nel 90, che ha iniziato la sua attività attraverso screening in tutta Italia appunto per il diabete, attraverso raccolta fondi per la ricerca, soprattutto per queste malattie, quindi ha portato avanti questa iniziativa e continua tuttora a portarla avanti in tutti i distretti italiani. È una bellissima iniziativa anche perché coinvolge la popolazione, ci permette di farci conoscere e oltretutto presumo sia molto utile per tutte quelle persone che hanno il diabete mellito, poi il diabete 2 che a volte è legato anche a comportamenti alimentari scorretti. Il dottor Francesco Mollo, dirigente del centro antidiabetico ULSS 18 di Rovigo, ha parlato dell'importanza di un corretto autocontrollo del paziente diabetico. Si parla di 250 milioni di persone nel mondo che sono affette da questa patologia e 250.000 in Veneto. Qua nella nostra USL, anche per le caratteristiche demografiche della nostra popolazione, l'età, l'aspettativa di vita lunga e prolungata, abbiamo una percentuale di diabetici che sono intorno dall'8 al 10%. Possiamo contare dai 12 ai 14.000 casi in questo momento che sono in questa USL. In queste ultime settimane la Regione Veneto ha ridisegnato le schede ospedaliere con cui si organizza l'attività in tutto il territorio della Regione e ha riconosciuto la necessità che proprio questa attività specialistica sia mantenuta tra le attività che ci sono all'interno dell'ospedale. Per cui abbiamo la possibilità di lavorare e di seguire i nostri pazienti presso questi ambulatori, abbiamo la possibilità di ricoverarli presso l'ospedale di Rovigo e abbiamo tutta un'intensa attività di collaborazione e di ripartizione di quello che è un po' il processo assistenziale per il diabete anche con i medici di medicina generale. Il dottor Beniamino Mangiola, dirigente medico e specialista di oftalmologia a ULSS 18, ha relazionato invece sulla retinopatia diabetica. È un problema assolutamente devastante dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista medico, quindi l'azione di prevenzione per quanto riguarda questo tipo di problematiche che si è vista essere assolutamente soddisfacente, se viene attuata con le dovute procedure, con le dovute attenzioni, può preservare questi danni sociali, lo stile di vita sano, il controllo praticamente della pressione arteriosa, il controllo dei valori del colesterolo, cioè ci sono tutto un insieme di fattori che sicuramente se gestiti possono ritardare o quantomeno diminuire l'impatto del diabete dal punto di vista oculare. È stata poi effettuata dalla dottoressa Saravecchi di Menarini Diagnostici di Firenze una dimostrazione pratica sull'uso di una strumentazione di ultima generazione per l'automonitoraggio del diabete. Basta avvicinare la striscia alla goccia di sangue che aspira, parte il conto alla rovescia, 5 secondi e si legge il valore della glicemia. Al termine del convegno ai numerosi diabetici presenti è stato offerto gratuitamente un glucometro avanzato che dà la possibilità di scaricare tramite un'applicazione sul proprio cellulare gli esiti dei controlli. In occasione della giornata mondiale del diabete che si svolge il 14 novembre, questo è stato un momento importante per riflettere su una malattia come il diabete, che purtroppo porta a complicanze che incidono pesantemente sulla qualità della vita. L'impegno è allora quello di sensibilizzare e adottare quelle semplici misure di prevenzione che riguardano principalmente alimentazione e attività fisica, che possono migliorare notevolmente il benessere personale.